Buongiorno, ben ritrovati in diretta ad ore 13, puntata di quest'oggi dedicata alla salute. In realtà parliamo di due patologie degli occhi, ovvero la cataratta e il glaucoma. Quest'ultimo, tra l'altro, viene anche definito il ladro della vista, il ladro silenzioso della vista. Cercheremo di capire cause, sintomi, rimedi, soprattutto se esistono nuove frontiere di cura, nuove tecnologie per intervenire su queste due malattie che sono anche piuttosto diffuse. Lo faremo in compagnia del mio ospite che vi presento subito. Ho il piacere di avere in studio il dottor Giorgio Santin, direttore dell'unità di oculistica all'ULSS 4 Veneto Orientale. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno e dottore. grazie dell'invito. Ricordo ai nostri telespettatori innanzitutto che siamo in diretta e dunque per intervenire con le vostre domande potete chiamare il numero che vedete in sovraimpressione ed è lo 0422 1626 798. Allora, dottor Santin, prima di entrare proprio nel tema di oggi e parlare di cataratta e glaucoma, vorrei parlare di questa unità di oculistica dell'ULSS 4 perché è davvero un'eccellenza del Veneto orientale. Non a caso opera a livello internazionale e anche con molti congressi. È così, quali sono un po' le peculiarità di questa unità? Bene, allora innanzitutto diciamo che l'oculistica ha avuto negli ultimi anni un notevolissimo sviluppo tecnologico e quindi la possibilità di avere accesso a questa tecnologia di ultima generazione consente a noi oculisti e ai medici di poter esprimere al meglio la nostra attività. Nell'oculistica di San Donà è stato instaurato un rapporto con l'amministrazione che ha deciso di investire nell'oculistica, quindi investire con nuove tecnologie, e questo ha permesso e ci permette attualmente di poter operare con una strumentazione di ultima generazione che ha la funzione di garantire ai pazienti interventi più sicuri. Parliamo di cataratta, parliamo di glaucoma, ma questo varia anche in rapporto alle patologie, quindi ci sono anche altre branche dell'oculistica che vengono affrontate nella nostra unità. E quindi questa tecnologia ci permette di operare in tutta sicurezza questo tipo di patologie. Infatti la vediamo al lavoro, no? Questo ad esempio che vediamo è l'utilizzo di un laser di ultimissima generazione. Calcoliamo che questo tipo di tecnologia è attualmente presente in pochissime sale operatorie, non solo in Veneto ma anche a livello nazionale. Questa tecnologia sarà da noi disponibile nel giro di pochi mesi e questo è veramente un vanto per la nostra unità operativa. I numeri della nostra unità... Quanti interventi si fanno? Esattamente, noi ogni anno eseguiamo circa 4.500 procedure chirurgiche. È un numero importante, di queste una gran parte sono legate agli interventi di cataratta, interventi sulla patologia chirurgica retinica, interventi poi di glaucoma e moltissimi anche sono gli interventi sulla maculopatia senile, che è una patologia anche questa molto diffusa, non solo qui ma naturalmente a livello mondiale. Quindi strumentazione, macchinari all'avanguardia, ma anche un'equipe molto professionale. Tra l'altro dobbiamo ricordare che voi fate anche degli interventi in diretta all'interno di congressi del settore, quindi davvero potremmo dire che siete un punto di riferimento, no, in questo settore. Allora diciamo che sono invitato e siamo invitati nel corso di alcuni congressi nazionali e internazionali ad eseguire degli interventi chirurgici in diretta che possono essere di cataratta o che riguardano la chirurgia vitreoretinica, e naturalmente questo è il frutto di una collaborazione di un'equipe veramente affiatata in cui infermieri, medici, tutto il personale dà il massimo del proprio impegno in queste fasi, ma naturalmente anche nelle fasi di assistenza rutinaria per i pazienti, perché questa organizzazione possa esprimersi anche nel corso di questi congressi. Allora, sospettavamo che il tema di oggi fosse molto importante e comunque molto interessante. Abbiamo già una prima telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno, parla Daniele da Venezia. Buongiorno Daniele, prego, ecco, ci dica. Allora, brevemente per non far perdere tempo, allora io sono stato operato di tutte e due le cataratte, l'ultima circa un anno fa. Dopo un paio di mesi ho cominciato a vedere sull'occhio destro appunto
dei lampi e è una piccola macchia che continua a girarmi sempre nell'occhio destro. Ora, ultimamente, addirittura, sempre sull'occhio destro, se mi è creata una nebbia come che avessi la cataratta, peggio che avevo quando avevo la cataratta. Allora io ho già preso appuntamento, però purtroppo sappiamo che i tempi sono quelli che sono. E volevo sapere se... Un consiglio dal dottor Santin. Un consiglio dal dottore, ecco, grazie. Grazie Daniele. Allora, ricapitolando, entrambi gli occhi sono stati operati di cataratta, però da un po' di tempo vede qualche flash, delle macchie e forse anche una specie di nebbia, diceva il signore. Certo, questa è una cosa che può capitare frequentemente, non necessariamente legata all'intervento, e normalmente si tratta del vitreo, che è una gelatina che sta all'interno dell'occhio, che un po' per l'età soprattutto si può staccare dalla retina e quindi si addensa, e quindi il paziente cosa vede? Vede prima dei lampi, che sono il sintomo di un'attrazione sulla retina, e poi una macchia fluttuante. Ora questa macchia nell'arco dei mesi o degli anni tende ad attenuarsi, anche se qualche filamento può continuare a rimanere. Ecco, gli direi al paziente che se tuttavia oltre a questo vede un'ombra completamente nera, come una tenda che scende da qualche parte del suo campo visivo, allora è il caso che si rivolga in un pronto soccorso per una visita più rapida. Se viceversa continua a vedere queste macchie fluttuanti, può anche attendere la visita che appunto avverrà, l'appuntamento che le verrà dato. Però attenzione, quindi, se dovesse vedere un'ombra completamente nera, è meglio rivolgersi intervenire subito e insomma rivolgersi al pronto soccorso. E allora, insomma, dopo questa prima domanda da casa, andiamo proprio nello specifico del tema di oggi, entriamo proprio nella cataratta. Che patologia è? Allora, il termine cataratta innanzitutto deriva dal greco, che significa cascata, perché è una nebbia che lentamente scende, e gli antichi pensavano fosse appunto un velo che scendeva dall'alto. In realtà ovviamente è andata avanti la medicina, quindi sappiamo che la cataratta è nient'altro che l'opacamento di un fantastico cristallino che noi abbiamo all'interno dell'occhio, che serve normalmente per mettere a fuoco le immagini a tutte le distanze. Con l'avanzare dell'età, prima questo cristallino, che tra l'altro è anche molto elastico, diventa più rigido. E questo si esprime come con la presbiopia. Cosa succede? Che chi non ha mai portato gli occhiali, dopo i 45 anni, 40-45, comincia a far fatica da vicino, e quindi è necessario un occhiale. La fase successiva è quella di un opacamento, quindi neppure con l'occhiale il paziente riesce a vedere nitidamente. E quindi l'evoluzione di questo opacamento porta a un certo punto a una visione non più soddisfacente, e qui c'è l'indicazione all'intervento di cataratta, quindi rimuovere questo cristallino e sostituirlo con uno artificiale. Ecco, poi lo descriveremo nel dettaglio, insomma, anche con l'aiuto delle immagini, insomma, che ci permetteranno di capire un po' meglio. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? È pronto? Sono la signora Lorena di Zero Branco. Buongiorno, prego Lorena, dica. Buongiorno. Volevo chiedere, professore, mio nonno dalla parte materna ha avuto il glaucoma a 50 anni, è divenuto cieco. Io ho cominciato ad avere una malattia, l'uveite, ancora nel 75, e sto perdendo vista di volta in volta. Adesso faccio cure di gocce per mantenere fermo il cristallino, mi ha detto, perché ci stavo fatizzando. Non so se posso fare interventi, mi hanno sempre detto. Io ho paura che sia come una cataratta che mi va un po' alla volta, che si abbassa, però non sono sotto controllo ogni 6-7 mesi, però perdo vista. Volevo chiedere... Ha bisogno di fare qualche domanda alla nostra telespettatrice per capire un po' meglio? Diciamo che sono due patologie un po' differenti, anche se correlabili. Il glaucoma è un aumento della pressione dell'occhio, l'uveite è un fattore infiammatorio spesso associato a malattie autoimmunitarie. L'uveite, tuttavia, può complicarsi con un aumento della pressione dell'occhio, quindi possiamo avere due patologie. L'uveite stessa può accelerare
la comparsa di una cataratta. Non è facile la gestione di queste patologie perché dobbiamo tenere in considerazione tutte e tre le patologie assieme e quindi a volte intervenire su una può far peggiorare l'altra. Quindi qui chiaramente l'indicazione è quella di affidarsi a uno specialista oppure a una struttura che abbia al suo interno qualcuno che si occupa specificatamente di questo, soprattutto di uveiti, per capire come prevenire eventuali problemi. Poi chiaramente è difficile dare qui ad esempio un'indicazione chirurgica. Certo. La cataratta comunque può essere associata, come può essere associato anche il glaucoma, e quindi l'indicazione sta proprio nel trovare l'equilibrio tra le diverse dinamiche del problema che la paziente ci dice. Quindi alla signora Lorena consigliamo una visita specialistica. Sì, di essere seguita, sicuramente sarà seguita molto bene pure adesso, e quindi se i colleghi non hanno ancora dato un'indicazione chirurgica è perché probabilmente hanno pensato che in questo momento sia più utile l'osservazione piuttosto che rischiare un intervento che può avere degli effetti collaterali. Ha capito Lorena? Ecco, sì. Grazie infinite, un saluto a tutti, grazie, arrivederci. Allora noi ci fermiamo per una prima breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo per parlare ancora di cataratta e poi anche di glaucoma, tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13 Salute, parliamo di cataratta e di glaucoma, torniamo appunto sul tema iniziale, quindi torniamo a parlare della cataratta. Qual è l'incidenza di questa patologia? Vengono colpiti più gli uomini, le donne, a partire da quale età tendenzialmente? Allora, innanzitutto diciamo che è l'intervento al mondo più diffuso chirurgicamente. Solo in Italia vengono operate oltre 500.000 persone ogni anno di cataratta, l'incidenza più o meno paritetica uomini e donne, dopodiché chiaramente è una patologia legata soprattutto all'età, diciamo che dopo i 70 anni almeno un 15-20% delle persone ha una cataratta e viene operata di cataratta. Quindi colpisce le persone anziane in maggior misura, però può insorgere anche un po' più prematuramente? Certo, ci sono anche delle cataratte congenite, quelle sono quelle ovviamente più gravi e delicate. Ci sono delle cataratte traumatiche, quindi incidenti di lavoro ad esempio, delle cataratte legate magari all'uso di farmaci come il cortisone, che se in dosaggi massicci per anni di terapia possono dare come effetto collaterale anche la comparsa di una cataratta. Sono quindi questi i diversi tipi di cataratta che conosciamo, dottore? Fondamentalmente sono questi quelli più diffusi, teniamo comunque conto che nelle nostre strutture oltre il 98% degli interventi riguardano cataratte cosiddette senili, dove la senilità non viene considerata ovviamente una malattia, ma semplicemente è l'evoluzione dei nostri tessuti, come la pelle, come altri tessuti, che con il tempo diventa meno performante. Sì, prego. Senta, la diagnosi invece come viene fatta? Con quali indagini diagnostiche? Allora, innanzitutto la diagnosi è una diagnosi soggettiva, ovvero il paziente ci vede meno, va dall'oculista, l'oculista prova delle lenti e il paziente, nonostante l'uso delle lenti, non riesce ad arrivare a una soddisfacente visione. A questo punto l'oculista mette delle gocce, dilata la pupilla e non fa altro questo esame che confermare se c'è la presenza di questo opacamento. Quindi un cristallino che normalmente è perfettamente trasparente come un vetro diventa opaco, un colore giallo-marrone, e questo è l'indice di una cataratta presente. Come si cura quando è necessario l'intervento chirurgico? Allora, dunque la cura è solo chirurgica. Un tempo si davano dei farmaci, dei colliri, diciamo che uno stile di vita un po' sano in qualche maniera riduce un po' la comparsa di questa patologia, ma non esiste una cura preventiva. Per quel che riguarda il momento di intervenire, ecco, a me piace dire che è il paziente che decide in che modo. È chiaro che dipende dallo stile di vita della persona. Che so, un autista ad esempio ha bisogno di una visione perfetta in ogni condizione, quindi al minimo accenno di cataratta può essere indicato l'intervento. Una persona che invece fa una vita più tranquilla, familiare, può convivere con una cataratta fino a che questa non raggiunge un punto di maturazione maggiore.
È un intervento urgente, quindi, oppure insomma è il paziente che lo decide, però chiaramente immagino sia una patologia che un po' nella vita quotidiana cambia insomma la qualità di vita, no? Certo, la cambia, quindi dicevo la cataratta non è mai urgente tranne in rarissimi casi, anche questi ovviamente sono cose veramente molto limitate, in quel caso è chiaro che l'intervento viene fatto in urgenza, viceversa la cataratta non è mai un intervento urgente tranne appunto queste eccezioni. E torno a dire, è il paziente che quando non ha una qualità di vita soddisfacente ci chiede di porre rimedio e se la cataratta è presente naturalmente questa va rimossa. Telefonata in studio, pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono la signora Irma di Mira, Venezia. Buongiorno Irma. Buongiorno intanto, volevo chiedere al dottore, ho una figlia che è nata con una cataratta congenita. È stata operata quando aveva 18 mesi, hanno messo il cristallino artificiale. Ora c'è qualcos'altro che si può fare? Vuole chiedere qualcosa? No. Quindi adesso come ci vede sua figlia? Con un occhio non ci vede. Cioè quello operato vede poco? Sì, poco niente. Allora diciamo così che la cataratta congenita cosa impedisce? Impedisce lo sviluppo di una connessione nervosa tra l'occhio e il cervello, cosa che si ha nei primi mesi di vita. C'è un altro fattore poi che spesso la cataratta congenita è collegata ad altre patologie. Inoltre il cristallino che viene messo dentro viene messo sulla base di una stima, noi calcoliamo in un individuo adulto il potere del cristallino. Quando interveniamo in una cataratta congenita mettiamo un cristallino che noi pensiamo possa andare bene anche in futuro. Quindi se adesso sua figlia vede poco, è chiaro che se c'è qualcosa di legato ad esempio all'opacamento o alla dislocazione del cristallino, in qualche maniera si può porre rimedio. Se invece questo grave difetto della vista è legato ad un difetto proprio delle connessioni nervose, in questo caso chiaramente i limiti della medicina e dell'oculistica sono ancora presenti e quindi non è possibile, almeno adesso, porre rimedio a questa situazione. Va chiaramente valutato da uno specialista. Va chiaramente, ho detto le due possibilità. È chiaro che se lo specialista che immagino abbia in cura sua figlia non ha prospettato null'altro è perché chiaramente in questo momento noi non abbiamo a disposizione una tecnologia tale da porre rimedio a questo tipo di problematica. Grazie Irma. La ringrazio, buongiorno. Grazie Irma. Allora, torniamo alla cura della cataratta. Con l'aiuto di un video cerchiamo anche di capire come avviene questo intervento chirurgico e magari ci racconta, ecco, le nuove frontiere di cura, insomma, queste nuove tecnologie che si evolvono naturalmente per risolvere anche questa patologia. Allora, partiamo dallo stato attuale. Lo stato attuale prevede una chirurgia microincisionale, quindi noi facciamo dei tagli di circa 2 mm nella cornea, un'anestesia che è solo topica, ovvero solo delle gocce, è un intervento che normalmente dura dai 10 ai 15 minuti, a volte meno, a volte un po' di più a seconda della complicazione della cataratta, e quindi una chirurgia, ecco qui vediamo, in cui noi non facciamo altro che andare a svuotare questo cristallino. È di fatto, immaginate una lenticchia ad esempio, va bene, tanto per essere semplici. Noi facciamo anteriormente un piccolo buco, svuotiamo il contenuto di questo sacco e poi all'interno, al posto del contenuto che noi abbiamo tolto, che è quello opaco, inseriamo un cristallino artificiale. Voi vedete che questi sono cristallini di ultima generazione, sono pieghevoli, questo ad esempio ha anche una colorazione leggermente gialla per ovviare ad esempio i raggi solari, quindi una protezione in più. Quindi all'interno viene immesso questo cristallino artificiale che poi si apre e va a sostituire il contenuto che noi abbiamo precedentemente rimosso. Ecco, questa tecnologia è una tecnologia d'avanguardia già questa, e quindi interventi che una volta duravano mezz'ora, 40 minuti con degenze, anestesie anche generali, adesso vengono svolti molto più rapidamente. Il futuro, lo vedremo poi, magari se abbiamo qualche minuto, è quello dell'utilizzo in alcune fasi di un laser,
che viene usato per particolari forme di cataratta quando la delicatezza dell'intervento lo richieda, e questo è un laser che, torno a dire, sarà a breve disponibile presso la nostra unità operativa. Insomma, sembra una cosa un po' cruenta, però in realtà con delle gocce anestetiche l'intervento si fa. È un intervento totalmente privo di rischi, dottore? Allora, anche questa è una domanda che viene spesso rivolta a noi medici. Ora, è chiaro che uno può pensare che un intervento che dura 10 minuti, un quarto d'ora, non sia assolutamente rischioso. In realtà è un intervento che normalmente, vuol dire che nel 99% dei casi, e forse anche più, ha un esito positivo. È chiaro che qualche margine di rischio c'è, possono esserci da quelli più gravi, che sono le infezioni, a fenomeni emorragici interni, alcuni dei quali, alcune complicanze possono essere ben risolte, altre possono lasciare però un difetto visivo permanente. L'occhio è una struttura delicatissima, per cui la minima complicazione, che può a volte anche essere indipendente dal chirurgo, può tradursi per il paziente in un grave danno. Quindi, esistono episodi di rigetto, ad esempio? Allora, diciamo che teoricamente in medicina non c'è mai nulla di certo, e quindi anche se questi cristallini teoricamente non danno rigetto, può essere che ci sia qualche caso al mondo, ma chi lo dovesse avere avrà l'onore di essere citato in qualche libro di oculistica, perché sono talmente rari che, diciamo, non vengono neppure menzionati. Allora, prima di capire se è un'operazione che si può fare in entrambi gli occhi contemporaneamente, sentiamo insomma la telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno. Gianni della provincia di Padova, Monselite per la precisione. Buongiorno Gianni, prego, chieda. Niente, io ho 72 anni, 2 anni fa ho avuto l'intervento di cataratta in entrambi gli occhi. Dopo un anno di questo intervento, un lampo alla mattina, mi alzo, un lampo improvviso, è la lesione della retina. Quindi mi hanno fatto un intervento in laser, penso che hanno bruciato, mi hanno spiegato che hanno bruciato e mi hanno chiuso questo intervento in laser. Dopo 6 mesi, e comunque non è che era sparito tutto, continuavo a vedere delle ombre, vedevo, non so cosa dire, dei sipari che mi passavano davanti. Dopo 2 o 3 mesi anche l'altro occhio, che ha subito l'intervento di cataratta, stessa cosa. Lo specialista che mi ha in cura mi ha fatto un altro intervento in laser, mi ha chiuso questa. Però adesso, poi mi ha detto che il problema era che non bevevo acqua a sufficienza, non so se è vero, e adesso chiedo conferma perché ho sentito che è molto esaustivo, il dottore, complimenti, molto in gamba. E poi mi ha detto anche sforzi, che possono essere gli sforzi una delle cause di queste lesioni. Io volevo sapere se è proprio così. Ho fatto una cura di vitamina C, di un prodotto che non nomino perché chiaramente farei pubblicità, certo, ma di un prodotto in base di vitamina C. Adesso vedo ancora un po' delle ombre, cioè mi riconduco all'intervento del primo paziente che continua a vedere delle ombre che mi passano dei sipari, ecco. Allora Gianni, sentiamo se il dottor Santin ha qualche consiglio per lei. Cosa possiamo dire? Allora, naturalmente chiarendo che la cosa essenziale è affidarsi a uno specialista. Esatto, ha ragione il paziente, questo è un sintomo che è similare a quello che la paziente nella prima telefonata aveva riferito. Non è dipendente dalla cataratta, è legato anche questo un po' all'età, all'invecchiamento di questo vitreo, in alcuni casi è associato alla disidratazione, ma non sempre, in alcuni casi è legato a sforzi fisici intensi, ma non sempre, in altri casi semplicemente è una predisposizione e l'età che avanza che portano a questo problema. Quindi l'importante è stata la diagnosi precoce dello specialista, il trattamento laser. Questi sintomi che vede di solito nell'arco degli anni vengono accettati dal cervello che impara a non vederli più. Poi qualche piccolo disturbo effettivamente può rimanere, ma marginale normalmente. Quindi effettivamente anche il bere poco, bere poca acqua potrebbe
influire, certo, no? Certo, come, può influire come per tutto il corpo, soprattutto il vitro è una gelatina, quindi come tutte le gelatine è molto sensibile alla disidratazione, quindi bere molto, tra l'altro, fa bene anche all'occhio. Bene, grazie Gianni per la sua telefonata. Prima di andare in pubblicità, Prima di andare in pubblicità, dicevamo, si possono operare entrambi gli occhi contemporaneamente oppure meglio procedere prima con... colleghi, strutture che propongono l'intervento bilaterale. È chiaro, è molto più performante, molto più semplice per il paziente. Poi, se accanto a questo però noi facciamo un discorso di sicurezza, io personalmente non lo faccio, perché, torno a dire, è un intervento sicuro ma non totalmente privo di rischi, e quindi operare entrambi gli occhi ci espone, a mio parere, ad un rischio eccessivo. Non lo farei nei miei occhi, per cui non lo propongo neppure agli altri. Ciò detto, ci sono colleghi che pure lo fanno senza nessun problema, è una questione di prassi personale. Ecco. E cautela, insomma. Ecco. Soprattutto cautela, sì. Ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci tornati in studio, dottor Santin. Allora, abbiamo parlato dell'intervento della cataratta. Qual è il decorso post-operatorio? Avrò ancora bisogno degli occhiali oppure li posso togliere tranquillamente? Allora, l'intervento di cataratta non è un intervento che ha lo scopo di togliere gli occhiali, anche se spesso questa è una cosa che può avvenire. Sicuramente l'occhiale da vicino resta la necessità di un occhiale da vicino, perché normalmente noi usiamo delle lenti che hanno una messa a fuoco da lontano. Per quel che riguarda invece la terapia e il decorso, diciamo che per almeno una settimana il paziente non deve certamente stare a letto a riposo, ma deve evitare tutti quei posti dove può venire a contatto, ad esempio con delle infezioni, con della polvere, perché nella cataratta noi adesso non mettiamo alcun punto, quindi la ferita è autochiudente, però è chiaro che andare in un posto che abbia un alto indice di probabilità di infezione è un rischio veramente notevole. Quindi decorso significa evitare sforzi, evitare posti molto affollati e con polverosi ad esempio, ma diciamo il tutto per una settimana, 10 giorni. Ecco, insomma, abbiamo dato anche qualche consiglio, qualche precauzione da tenere. Delle gocce poi naturalmente che vanno messe nel post operatorio per una ventina di giorni, e questo è quanto per quel che riguarda il post operatorio della cataratta. E allora entriamo nel tema invece del glaucoma, perché abbiamo detto che il glaucoma è conosciuto come il ladro silenzioso della vista ed è la seconda causa di cecità nei paesi industrializzati dopo il diabete. Che patologia è? Allora, noi dobbiamo immaginare l'occhio come una palla chiusa, ermetica. Questa palla è collegata al cervello attraverso il nervo ottico e questa palla ha una pressione. Questa pressione normalmente viene standardizzata a 18, tra i 16 e i 20, e entro questo range viene considerata normale. Quando per vari motivi questa pressione aumenta, va oltre, c'è un danno cronico continuo a livello del nervo ottico. Praticamente le cellule nervose che collegano l'occhio al cervello vanno incontro a un processo degenerativo, quindi alla morte, nell'arco di anni però. Ecco il motivo per cui il paziente non si accorge immediatamente di questa patologia, si accorge quando oramai la patologia è avanzata, e purtroppo ciò che noi possiamo fare è solo bloccarla nella migliore delle ipotesi, ma il danno che noi abbiamo è un danno irreversibile. Poi capiremo come si interviene. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea? Buongiorno, sono Graziella. Buongiorno Graziella. Prego. Io sono stata operata tutte e due le cataratte, però l'ultima l'ho fatta un anno fa, e l'occhio sinistro 2 anni fa. Però non ci vedevo, sono andata dall'oculista e mi ha ordinato l'OCP. L'esame specifico OCP, e mi hanno detto sì che c'è la retina un po' assottigliata, però l'oculista, perché io ho bisogno degli occhiali da tenere sempre, l'oculista mi ha detto che il cristallino si è sporcato, è sporco, e devo fare questo intervento prima di prendermi gli occhiali, perché se no gli occhiali prenderli adesso, ho detto no, non vale la pena, prima bisogna fare questa pulizia al cristallino, che si chiama un
nome specifico, però non me lo ricordo. Quindi Graziella vuole un consiglio, insomma, per sapere se questo intervento effettivamente, mi sembra di capire, può essere risolutivo? Cosa possiamo dire, dottore? Perché con l'occhio destro, l'occhio sinistro ho sempre avuto problemi, perché ho avuto sempre la lente più grossa, però l'occhio destro si vede bene, perché io se io chiudo l'occhio destro, guardo col sinistro, vedo, anche guardando il televisore, vedo una macchia scura. Allora, Graziella, ascolti cosa le risponde il dottore. Sono due cose separate. Ecco, la pulizia del cristallino può essere fatta a distanza normalmente da 1 a 3 anni, perché il 20-30% della membrana su cui viene appoggiato il cristallino, quindi non il cristallino che noi impiantiamo, ma la membrana che è la nostra, si può opacare. Quindi un semplice trattamento YAG laser, si chiama, in pochi minuti risolve il problema. L'esame OCT invece, da cui accennava la signora, è un attacco praticamente della retina, e dice cosa, in questo caso almeno così ha detto la paziente, che la retina è leggermente più assottigliata. Chiaramente in questo caso la vista può non essere totalmente soddisfacente o recuperabile rispetto all'intervento di cataratta, mentre per quel che riguarda la pulizia del cristallino, una volta eseguita la vista tornerà come era prima dell'opacamento e quindi come era subito dopo l'intervento di cataratta. Quindi insomma un po' può migliorare la situazione della signora. Sì, va bene, sì. Grazie Graziella, grazie a lei. Allora, dicevamo che il glaucoma è un ladro silenzioso della vista, quindi sostanzialmente il paziente non se ne accorge, non si presenta con dei sintomi specifici, quindi? O meglio, diciamo che i sintomi possono anche essere specifici e sono soprattutto la riduzione del campo visivo, ovvero il paziente vede, ma diciamo che è come se vedesse attraverso un rotolo di carta, va bene, oppure attraverso il buco di una serratura. Manca cioè il campo visivo periferico, perché il danno iniziale è quello delle fibre della periferia della retina. Quindi in realtà il paziente arriva con un sintomo, ma quando arriva è già troppo tardi per recuperare quel sintomo, quindi noi possiamo solo salvare ciò che è rimasto. La diagnosi precoce, la prevenzione qui è essenziale, ed è un provvedimento abbastanza semplice e banale, è la semplice misurazione della pressione dell'occhio, che noi consigliamo dopo i 40-45 anni almeno una volta all'anno per pazienti normali, che non hanno ovvero questa patologia, e negli anni precedenti nel corso delle visite che vengono magari fatte periodicamente. Senta, in quanto tempo il glaucoma potrebbe portare una persona a non vederci più? Dipende dalla pressione. Chiaro che se abbiamo glaucomi dove la pressione è poco sopra i 20 ci vogliono anche decenni. Se la pressione è magari molto elevata, quindi 30, 40, allora in quel caso anche poco tempo, mesi, possono essere importanti per avere già un danno molto precoce. Senta, quindi con una semplice misurazione della pressione dell'occhio già si può insomma andare a capire se effettivamente possiamo fare una diagnosi di glaucoma. Certo, quindi qui il dispiacere a volte di vedere i pazienti che arrivano con quadri molto gravi, molto avanzati, non più recuperabili, quando probabilmente, anzi sicuramente una diagnosi precoce con la semplice istillazione di alcune gocce avrebbe permesso a questi pazienti di condurre una vita assolutamente normale. Come si cura? Allora, ci sono 3 step. Il primo, quello più semplice, è una cura farmacologica con dei colliri, 1, 2, 3 possono essere associati, che servono per abbassare la pressione. Quando questo non è più sufficiente, allora esistono adesso dei laser che con dei procedimenti quasi privi di effetti collaterali o di rischi riescono ad abbassare la pressione dell'occhio. Quando purtroppo neppure questo è sufficiente, allora ci sono gli interventi chirurgici. Ecco, diciamo che la causa vera del glaucoma non è, noi sappiamo la causa anatomica, ma perché un paziente ha un glaucoma spesso non ci è dato di sapere ancora adesso. Quindi noi il glaucoma curiamo gli effetti, non curiamo proprio la causa originale. Allora questi interventi servono per drenare, cioè svuotare l'occhio, portare il liquido dall'interno dell'occhio all'esterno. Quindi ci sono vari interventi, qui ho portato delle diapositive. Allora vediamo con l'aiuto di questa animazione, ecco, cerchiamo di spiegarlo un po' meglio. Questa è l'ultima tecnologia che noi abbiamo per alcune forme di glaucoma, ecco, non è che vada bene per tutto,
ed è questa a disposizione della nostra unità operativa da quest'anno, e quindi qui vediamo l'inserimento attraverso un ago sottilissimo di un piccolo tubicino in materiale organico che mette in comunicazione la parte interna dell'occhio, vedete, con la parte esterna sottocongiuntivale, si chiama. Di fatto il liquido in eccesso viene scaricato all'esterno e quindi questo tipo di dispositivo, ecco qui vedete, viene con un ago, viene spinto fuori questo inserto, lo vediamo qui in questa fase. Questo è un intervento che può essere fatto anche in anestesia topica, quindi solo con le gocce oppure con un'anestesia locale, ha un'ottima efficacia, abbiamo un follow up di alcuni anni e in questo momento ci sta dando delle grosse soddisfazioni. Se anche questo non dovesse essere sufficiente, chiaramente noi abbiamo a disposizione interventi che sono però certamente più invasivi e in parte più efficaci rispetto a questo. Ma questo è veramente un intervento molto semplice e, torno a dire, con un basso rischio? Con un basso rischio, certo, con un basso rischio, quindi in quelle forme di glaucoma dove intervenire in maniera più importante ci sembra eccessivo, ci dà una sicurezza maggiore. Ecco, infatti qui stiamo vedendo anche proprio la realizzazione esatto, ecco, dal vivo, no? Qui entriamo con questo ago e spingiamo questo piccolo inserto al di sotto della congiuntiva, che è la membrana trasparente che riveste l'occhio, tranne la parte anteriore che è quella corneale, che è quella trasparente. Questo intervento, come vedete, è stato fatto in un occhio che è già stato operato di cataratta, quindi il cristallino è già stato tolto e a questo punto noi inseriamo questo piccolo device, questo piccolo inserto che ha questa funzione di drenare il liquido fuori dall'occhio. Quindi un intervento relativamente semplice, con rischi relativamente contenuti, che ci sta dando, torno a dire, delle buone performance e buone soddisfazioni. Quindi insomma il risultato per il paziente è quello di tenere bassa la pressione. Torno a dire, è chiaro che questo non va a recuperare il danno che oramai c'è già stato, quindi torno a ribadire l'importanza della diagnosi precoce. Ecco. Bene, abbiamo un'altra telefonata in studio, vediamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno. Pronto, sono la signora Dallan. Buongiorno signora, prego. Posso parlare? Prego, prego, faccia la sua domanda. Prego. Sì, io ho un problema, sono stata operata alla cataratta destra, se non che ho sempre avuto disturbi di annebbiamento e sono andata a fare varie visite e mi hanno detto che è stato messo un cristallino che non era a posto, insomma, come posso dire, che non era giusto da mettere e mi sconsigliano di operare. Cosa devo fare? Allora, cristallino un po'... Beh, è una domanda un po' difficile, perché chiaramente è un quadro che va un attimo meglio studiato. Allora, i cristallini che vengono messi hanno un certo potere che viene calcolato. Quello che può succedere, questo calcolo viene fatto manualmente da delle macchine, anche se molto sofisticate, però è chiaro che ci possono essere delle difformità tra ciò che noi ci attendiamo e il risultato che abbiamo. Quindi un paziente può rimanere un miope o ipermetrope e quindi questo può dare un problema di visione. Poi è chiaro che ci sono anche delle problematiche, magari intraoperatorie o post-operatorie infiammatorie, che la signora può aver avuto, quindi è difficile dare una risposta in questo senso. Il cambio del cristallino è un momento molto particolare, difficile, viene spesso sconsigliato perché dopo alcuni mesi il cristallino si fissa a tutte le strutture dell'occhio, quindi rimuoverlo spesso. Senta, dica. Io ho tanti disturbi, mi confonde molto e in più sempre prurito, sempre se mi consiglia o no di operare. Te lo dico, è difficile consigliarla in questo momento, operarlo o no, perché togliere il cristallino e cambiarlo, ammesso che sia necessario, è qualcosa di molto delicato che può indurre tutta una serie di problematiche. E invece per il prurito, per queste cose qui? Invece accade più frequentemente. I pazienti operati di cataratta hanno per il primo anno, si chiama discomfort oculare, è una cosa che viene studiata adesso, in questi ultimi anni. Perché? Perché anche se l'intervento viene fatto solo con delle gocce, dura pochi minuti, questo comunque induce, soprattutto nelle persone anziane, più le donne che gli uomini, dei fenomeni infiammatori, quindi prurito, lacrimazione, rossore,
che sono decisamente fastidiosi, vengono curate con delle gocce e dei colliri. Ci ho detto, diciamo che nell'arco di un anno questi tendono in parte a diminuire. Quindi l'intervento per sostituire il cristallino, signora, ascolti, è da valutare, cioè se lo specialista che le dà questa indicazione. Se lo specialista ritiene che il problema non sia il cristallino ma sia ad esempio l'infiammazione che lei ha, allora è chiaramente molto più logico agire su quella. Però il passaggio dallo specialista... Allora mi sconsiglia di operare. Prego? Sì signora, bisognerebbe, la signora vuole sapere se può fare l'operazione o no, bisogna valutare signora con lo specialista che la sta seguendo, perché noi non abbiamo i necessari, non riusciamo a capire bene la sua situazione, quindi dottore bisogna valutare con lo specialista che la sta seguendo, mentre per il prurito, per le altre cose ci sono dei prodotti, bisogna comunque avere un po' di pazienza, mi sembra di capire. Nell'arco di un anno, di solito nell'arco di un anno e mezzo questi disturbi tendono a regredire. Bene, grazie signora, grazie davvero per la sua telefonata. Allora, noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13 Salute. Abbiamo parlato di cataratta, abbiamo parlato di glaucoma, parliamo adesso di prevenzione di queste due patologie dell'occhio, no? Dottore, la prevenzione è importante, così come è importante la diagnosi precoce, quindi un'attenzione, un sapere ascoltare il proprio corpo e anche comunque insomma sottoporsi a degli screening, no? Assolutamente sì, abbiamo detto ladro silenzioso, quindi in questo caso anche se uno ascolta il proprio corpo il campanello d'allarme ci viene dato troppo tardi, quindi è importante a questo punto la prevenzione, che sono delle semplici visite come per altri distretti del nostro corpo, delle visite oculistiche che vale la pena di fare, soprattutto se in famiglia c'è chi ha avuto questo problema, perché c'è una familiarità, e sto parlando del glaucoma. La cataratta abbiamo detto che anche se diagnosticata un po' tardi non ci preclude un buon recupero, ma per ciò che attiene il glaucoma è assolutamente necessario uno screening, una prevenzione, quindi una misurazione della pressione oculare che viene fatta nel corso di qualsiasi visita oculistica. E proprio a tal proposito domenica 20 ottobre a Jesolo ci sarà un gazebo dell'ULSS 4 in cui tutte le persone, tutta la cittadinanza gratuitamente potrà fare che cosa, dottore? Potrà avere la misurazione della pressione oculare. Questa iniziativa lodevole della nostra ASL è stata anche proposta l'anno scorso e oltre 200 persone sono sottoposte a questo screening. Torno a dire, uno screening riguarda solo la pressione oculare, ma è già qualcosa, perché se dovessimo trovare una pressione oltre i limiti saremo noi stessi a dare un'indicazione per una visita che allora a questo punto diventa di urgenza o più precoce. Ecco. Ripetiamo, è un esame semplicissimo che si fa anche velocemente, no? In questo caso sì, noi abbiamo un'apparecchiatura particolare che ci consente anche senza l'uso di gocce di prendere la pressione in pochi secondi dell'occhio e di dare al paziente una risposta almeno per ciò che attiene questo tipo di problema. E quindi domenica 20 ottobre a Jesolo cercate il gazebo in piazza dell'ULSS 4 per poter fare gratuitamente la misurazione della pressione dell'occhio. Senta, dottor Santin, proprio nell'ottica di quegli investimenti, no, di cui parlavamo all'inizio, dobbiamo dire una cosa molto importante, perché insomma la medicina non si ferma, gli investimenti all'ULSS 4 continuano a essere fatti, e quindi che cosa dobbiamo aspettarci in futuro? Allora, come già anticipato dal nostro direttore generale, dal dottor Bramezza, entro la fine del 2020 dovrebbe essere inaugurato, mese più, mese meno, il nuovo reparto di oculistica, che prevede la creazione di 2 nuove sale operatorie modernissime dedicate solo all'oculistica, di un piano dedicato solo agli ambulatori. Accanto a questo, e questo è già stato deliberato e nel giro di pochi mesi sarà a nostra disposizione, abbiamo una tecnologia femtolaser per l'intervento di cataratta che ci consentirà, per un numero più o meno di 300-400 pazienti per anno, di eseguire in questi pazienti particolari, ovviamente che hanno particolari problemi, l'intervento di cataratta avvalendoci di questa innovativa tecnologia che è veramente l'ultimo ritrovato nella tecnica dell'intervento di cataratta.
Quindi un nuovo reparto di oculistica, no? All'ULSS 4, certo, un nuovo all'ospedale reparto. di Sant'Onà. Assolutamente sì. Ora il reparto che noi abbiamo è già stato ampiamente rinnovato e la strumentazione che abbiamo è già evidentemente nuova e rinnovata e viene annualmente rinnovata. È chiaro che avendo a disposizione un reparto nuovo possiamo anche dal punto di vista così architettonico strutturarlo in maniera tale da dare una maggiore efficienza all'attività chirurgica, alla degenza, e le nuove sale operatorie, che invece che una saranno 2, ci consentiranno di abbassare ulteriormente i tempi di attesa che comunque nella nostra ASL sono tra, non vorrei peccare di presunzione, ma comunque sono tra i migliori della regione, anche in ambito nazionale sono assolutamente entro limiti più che accettabili per qualsiasi tipo di chirurgia oculare. Naturalmente al centro c'è il paziente, no? Perché il servizio che viene dato al paziente è fondamentale, no? Tutto questo è un ambiente che viene creato in funzione del paziente, quindi anche dal punto di vista ergonomico ed altro del reparto, e sono stati fatti degli studi di ingegneria proprio per dare un maggiore comfort al paziente e all'organizzazione la possibilità di agire e operare con la massima efficienza e sicurezza in tempi rapidi. Bene, siamo in chiusura. Io ringrazio davvero il dottor Giorgio Santin, direttore dell'unità di oculistica all'ULSS 4 Veneto Orientale, di essere stato con noi, di averci raccontato in quest'ora che abbiamo trascorso insieme come si cura la cataratta e il glaucoma. Grazie davvero. Grazie a voi, al pubblico. Grazie. Grazie anche a voi di averci seguito da casa e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.